Buongiorno, benvenuti al Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. In Veneto succede che aumentano i casi, aumentano i contagi, aumenta la pressione sulla sanità. Fra poco vedremo assieme i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Vedremo sia la tabella che riguarda l'emergenza coronavirus sia quella che riguarda le vaccinazioni, ma in Veneto arriva l'eco di quello che si sta discutendo proprio in questi giorni, in queste ore a livello nazionale, ovvero l'introduzione del cosiddetto Super Green Pass, un certificato in grado di cambiare molte cose anche nella quotidianità di ognuno di noi. Poi andiamo a vederlo assieme un po' più nello specifico, perché come sempre noi cominciamo il nostro telegiornale con i collegamenti con i nostri giornalisti, i nostri tecnici, i nostri operatori sul campo che ci raccontano in diretta quello che sta succedendo in Veneto. Cominciamo in questo caso da Padova, dove c'è Valentina Visentin che con Che Coratai sono davanti al Santo con un po' di novità dalla mattinata. Buongiorno Valentina. Sì, buongiorno Ferdinando, tante anche oggi le notizie, soprattutto c'è grande attesa perché questo pomeriggio, come già vi avevamo annunciato ieri, sia durante l'edizione di pranzo che poi nelle edizioni serali dei nostri telegiornali, oggi pomeriggio alle 3 è previsto il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblico che riunisce tutte le autorità civili e militari della città, ma anche in questo caso autorità sanitarie, perché ci saranno anche i direttori generali di UTRE, azienda ospedaliera, perché si potrebbe andare, come già annunciato il sindaco ai nostri microfoni, il sindaco Giordani, si potrebbe andare verso la nuova ordinanza per l'uso della mascherina obbligatorio anche all'aperto, soprattutto nelle zone di assembramento, nelle zone dove tra poco arriverà il mercatino di Natale. Quindi oggi alle 3 si dovrebbe decidere su questa nuova misura per tutelare la città, visto l'incremento dei contagi. Aumentano i contagi, aumentano anche i ricoveri, 11 le persone ricoverate solo nel fine settimana in azienda ospedaliera, con la terapia intensiva al limite per quanto riguarda l'occupazione dei posti letto Covid, perché se si arriva a 14 posti letto occupati la terapia intensiva dell'azienda ospedaliera potrebbe diventare, quella centrale potrebbe diventare esclusivamente Covid, ma vedremo appunto se nel corso della giornata avremo aggiornamenti proprio sul numero preciso dei ricoveri di oggi, ma appunto proprio per tutelare e contenere questo aumento dei contagi che riguarda la città di Padova potrebbe arrivare appunto questa ordinanza nel pomeriggio, avremo la conferma e poi il sindaco la dovrebbe firmare nelle prossime ore. Allora Valentina, questa novità delle mascherine anche all'aperto, sappiamo che la stanno prendendo in mano tante altre città del Veneto. Abbiamo l'esempio di Marostica che ci è stato annunciato proprio nei giorni scorsi dal sindaco con la firma che dovrebbe arrivare oggi dell'ordinanza. Ci stiamo informando anche se in altopiano, dove sappiamo che nei giorni di festa per i mercatini l'afflusso è importante. Tra l'altro pare che questa richiesta sia stata fatta anche a livello nazionale durante la conferenza Stato-Regioni, durante l'incontro virtuale comunque che c'è stato ieri. Sappiamo che ci sarà un Consiglio dei Ministri a brevissimo, entro un paio di giorni, e che domani ci dovrebbe essere un altro incontro. Quindi è plausibile che questa scelta del sindaco di Padova, come di altri sindaci, di reintrodurre la mascherina obbligatoria venga poi superata da una scelta, un provvedimento nazionale. L'importante è capire... Sì, che l'urgenza, almeno per quanto riguarda Padova, sia almeno di avere una misura per il fine settimana, perché per il 27 di novembre, quindi è previsto, sabato è previsto, e il 26 è previsto il Black Friday, l'accensione dell'albero di Natale, quindi si pensa che insomma in centro possano arrivare folle di persone, tanta gente come si è già vista nello scorso fine settimana, e quindi si presume che la misura del sindaco sia quantomeno un tampone, una cosa temporanea in attesa poi delle disposizioni che arriveranno da Roma. Si parla di decine di migliaia di persone in arrivo a Padova per questi eventi così importanti, non solo per la città ma per il tessuto commerciale che ha bisogno di una boccata d'ossigeno. Tutti guardano al Natale come a una boccata d'ossigeno, insomma c'è da capire come poi bilanciare queste necessità con quelle sanitarie. Assolutamente. Valentina, sappiamo che c'è già della cronaca, abbiamo già un servizio.
Sì, abbiamo un servizio di cronaca che riguarda alcuni aggiornamenti sull'omicidio di Cadoneghe, che è avvenuto il 30 ottobre scorso, dove una donna 81enne malata da tempo di Alzheimer è stata uccisa dal marito, che poi ha tentato il suicidio. Ci sono degli aggiornamenti e poi c'è anche una bella storia. Non so se vuoi prima lanciare il servizio e poi vi racconto una storia invece che arriva dall'ospedale di Piove di Sacco. Allora vediamo subito il servizio, poi torniamo con Valentina. Ok. È uscito dalla terapia intensiva, ma le sue condizioni restano gravi e non consentono l'interrogatorio. Ferruccio Bosello, l'84enne di Cadoneghe, che la mattina del 30 ottobre scorso ha soffocato con un cuscino la moglie Natalina Milani, 81enne da tempo malata di Alzheimer, è ancora ricoverato in ospedale nel reparto di chirurgia. Il giudice per le indagini preliminari ha convalidato l'arresto, ma il pubblico ministero non ha ancora interrogato l'anziano, che fa fatica a parlare dopo aver tentato il suicidio colpendosi l'addome con un coltello da cucina. Bosello non può ricevere visite anche a causa delle restrizioni anti-Covid che limitano le visite ai soli parenti. Le uniche parole pronunciate dall'84enne, quelle dette alla figlia: non ho toccato mamma, io non volevo essere un peso. L'anziano al momento però risulta indagato per omicidio volontario aggravato dal rapporto di parentela e dalla minorata difesa della vittima. Allora Valentina, queste le notizie di cronaca, ma ci hai annunciato anche un'altra notizia. Sì, è un'altra notizia, riguarda sempre il Covid, ma questa volta ha un risvolto anche, insomma, è una buona notizia, perché vi raccontiamo di un intervento che è andato molto bene all'ospedale di Piove di Sacco, dove è arrivato un 90enne che aveva avuto una sorta di blocco cardiaco. Ve la dico in termini semplici perché poi questi termini medici sono un po' più articolati. Aveva avuto questo blocco cardiaco, l'anziano risultava anche risultava positivo al Covid, non era vaccinato, nemmeno la moglie è vaccinata, ma anche lei positiva. Questo anziano è arrivato d'urgenza in ospedale, gli è stato subito fatto l'intervento, messo un pacemaker temporaneo e poi, quando le sue condizioni sono migliorate, si è passato a un pacemaker definitivo. Uno intervento che è avvenuto ovviamente con tutte le misure di sicurezza, sia per l'anziano ma per gli stessi medici che hanno operato in totale sicurezza, e quindi l'anziano 90enne, quindi nonostante la sua positività al Covid, nonostante fosse non vaccinato, è riuscito a superare, grazie ai medici dell'ospedale di Piove di Sacco, anche questo blocco cardiaco. Valentina, allora intanto anche avere ogni tanto delle belle notizie, poi il fatto è questo, non ci sono belle o brutte notizie, ci sono notizie e basta, però avere un finale positivo ogni tanto, insomma, può farci affrontare questo periodo che arriva con un po' più di serenità. Valentina, detto questo però dà anche la misura del fatto che c'è necessità di avere i posti in terapia intensiva liberi, perché se vengono tutti occupati da pazienti Covid, a volte interventi d'urgenza come questo, come quelli o come altri interventi di urgenza che sono all'ordine del giorno negli ospedali della nostra città, che sono tutti d'eccellenza, insomma c'è la necessità poi di un recupero in terapia intensiva, e quindi i letti di terapia intensiva sono necessari anche per tutto quello che è extra Covid. Assolutamente, questo ce lo ripetono ogni giorno i vertici della sanità regionale. Vedremo se riusciremo a raggiungere oggi magari l'assessore Lanzanin per farci dare anche queste indicazioni. Valentina, detto questo, se ci saranno altre notizie non esitate a contattarci, le daremo in diretta ai nostri telespettatori. Intanto grazie, buon lavoro, buona giornata. Anche a voi, buon lavoro. Noi torniamo in studio per vedere, prima di, poi avremo un ospite fra poco con cui parlare di questi argomenti, vediamo i dati padovani con l'incidenza e le ultime situazioni legate ai contagi. Non sono dati aggiornatissimi, poi li vediamo, però ci fanno capire che strada ha preso il Covid a Padova. Quasi 8 padovani su 10 si sono vaccinati, più di 100.000 quelli che ancora non hanno fatto neppure la prima dose. Ma è su questo tasto, quello delle vaccinazioni, che torna a puntare l'ULSS 6 Euganea per arginare il nuovo aumento dei contagi in provincia. 143.000 le prenotazioni messe a disposizione negli ultimi giorni, 13.000 quelle aperte in queste ore. Rispetto a quanto accadeva nelle ultime settimane, il portale ha registrato un aumento notevole per le dosi booster. Rispetto al weekend, non questo, quello precedente, cioè 2 weekend fa, in un weekend si erano iscritte circa 7.000 persone. Nell'ultimo weekend, quindi parlo di 3 giorni, da 7.000
siamo passati praticamente a 60.000 iscrizioni, quindi c'è stata veramente un'impennata. In arrivo a tutti i vaccinabili con terza dose un messaggino di ricordo e invito. Messaggio, precisano i vertici ULSS, che non equivale a una prenotazione. Non costituiscono una registrazione all'interno del sito. La persona che lo riceve poi deve entrare nel sito e scegliere la data appunto a lei più confacente. Boom di prenotazioni, impennata dell'incidenza dei casi che dai 53 ogni 100.000 abitanti di 6 settimane fa è passata a 249 con una diffusione su tutta la provincia. E se migliora la situazione nella casa di riposo Beggiato di Conselve, unico cluster tra le RSA del Padovano, il personale di supporto era destinato all'ospedale di comunità aperto nella cittadina, il secondo dopo quello di Campo San Piero. Sul fronte scuole, 2 i cluster attivi in un istituto comprensivo della città e in uno di Piove di Sacco. In questo momento sono 72 le classi in quarantena, 137 quelle in monitoraggio. Un aumento dei contagi che rende fondamentale l'opera di tracciamento che, confessano i vertici ULSS, a volte diventa difficile. Adesso i nostri interlocutori molto spesso sono persone non vaccinate e quindi c'è tutta la problematica legata un momentino alla reticenza di dare informazioni e un atteggiamento non proprio collaborativo in questo tipo di attività. Ora noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi perché torniamo fra pochissimo, abbiamo ancora tantissime notizie da darvi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo sentito le novità da Padova con la nostra collega Valentina Visentini che ci ha annunciato l'attivazione di un comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza per decidere che cosa succederà a Padova nei prossimi giorni, nelle prossime ore. Sappiamo Padova è un po' un paradigma delle altre città del Veneto che si preparano all'arrivo delle feste con possibili arrivi di tantissime persone, decine di migliaia di persone, non solo nelle città d'arte turistiche, ma insomma un po' dappertutto. I rischi sono alti anche perché i dati, li vediamo fra pochissimo, non sono proprio incoraggianti. Ne parliamo con l'onorevole Andrea Martella che ha accettato l'invito a partecipare alla nostra informazione. Buongiorno, grazie per essere qui. No, grazie a voi, buongiorno a tutti. Naturalmente qui virtualmente perché abbiamo la fortuna di poter utilizzare sistemi come Skype che ci permettono di avere ospiti magari un po' lontani. Onorevole, allora, qual è la situazione in questo momento dal suo punto di vista? Ma la situazione è una situazione ancora delicata e io penso che stiamo vivendo ore decisive per il futuro del Paese. I dati ci dicono che dobbiamo mantenere un livello di attenzione molto alto, quello che viene da oltre confine non ci può certo tranquillizzare, le parole che ha usato ieri il ministro della salute tedesca sono state assolutamente scioccanti e quindi fino adesso penso che si sia adottata una strategia che ha permesso di mantenere un livello di grande attenzione in favore della salute pubblica in una maniera seria e in accordo tra lo Stato e le regioni. Credo che si tratti di continuare così. Mi pare che si stiano prendendo delle decisioni importanti. Innanzitutto una possibilità di fare la terza dose del vaccino dopo 5 mesi. E ancora l'introduzione di un super Green Pass che può consentire la circolazione in tutti i luoghi pubblici, esclusi i luoghi di lavoro, solo a coloro che hanno il vaccino. Questo è credo una decisione molto importante per fare in modo che si tuteli da un lato la salute di ciascuno di noi, dall'altro si possa garantire la libertà dei cittadini che si sono vaccinati e dall'altro ancora di permettere alle attività economiche a cui lei faceva riferimento di poter continuare nelle loro
attività come hanno fatto fino a qui. Quindi mi pare una situazione delicata, ma siamo alla vigilia di scelte decisive che ci possono consentire un quadro che dobbiamo tentare di stabilizzare. Effettivamente siamo proprio alla vigilia, perché si parla di decisioni che arriveranno entro un paio di giorni, non di più. Le chiedo però un'opinione in merito a questo, onorevole. C'è chi chiede l'attivazione di questo Super Green Pass a partire dalla zona gialla, scusate, sì, gialla o addirittura arancione, c'è invece chi lo chiede a partire dalla zona bianca, quindi con qualsiasi situazione possa arrivare da qui in avanti. Lei quando lo attiverebbe questo provvedimento? Ma noi dobbiamo naturalmente fidarci di quello che dirà il Comitato Tecnico Scientifico, quindi la scienza. Direi che i colori delle regioni, delle zone hanno funzionato nel corso di questo periodo, ma se vogliamo, e quindi è un sistema che va mantenuto, ma se vogliamo introdurre un livello di attenzione anche superiore, io penso che dovremmo introdurre il Super Green Pass al di là della colorazione della regione. Quello che è evidente della zona è che questo virus circola, che quelli che vengono colpiti sono quelli che non sono vaccinati, che questo contagio può colpire anche quelli che sono vaccinati e quindi che aumentano i tassi di ospedalizzazione e il nostro sistema sanitario può andare in difficoltà. E quindi io credo sia necessario, anche laddove non sia stata introdotta una colorazione diversa da quella bianca, introdurre questa misura, e accanto a questa misura credo che si debba fare una ulteriore campagna di informazione e comunicazione ai cittadini, perché io penso che ci sono molti cittadini che non hanno ancora deciso di vaccinarsi, non per posizioni ideologiche, ma per paura o per una non conoscenza degli strumenti che noi abbiamo a disposizione. Ecco, ci vuole un patto tra le istituzioni, con i medici, con gli organi di informazione, affinché questa campagna possa andare avanti e molti cittadini capiscano che è giusto vaccinarsi, e così come molti altri invece procedano verso la terza dose. Allora, onorevole, le chiedo di rimanere ancora un po' qui con noi. Vediamo un servizio che ha preparato la nostra redazione di Padova sulla scelta che sta portando avanti in questo caso l'amministrazione comunale padovana, ma sappiamo che è una scelta sulla quale stanno ragionando molte altre città, di mettere obbligatorie le mascherine all'aperto. Vediamo il servizio. Il problema è come lo cerchiamo di risolvere, penso che le mascherine sarà quasi necessaria. Potrebbe essere solo questione di un paio di giorni e poi anche a Padova potrebbe tornare l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto nelle aree dove saranno allestiti i mercatini di Natale. Il sindaco Sergio Giordani, preoccupato per l'aumento dei contagi in città e provincia, incontrerà i vertici di azienda ospedaliera e USL durante il prossimo COSP in prefettura, previsto per martedì pomeriggio. Domani dovevo trovarmi con il dottor Dalbè e il dottor Fortuna, l'AS e l'azienda, però il prefetto ha detto convochiamo un COSP per fare dei ragionamenti in termini di sicurezza sanitaria. Non è difficile che imponiamo le mascherine. Sulla scia di Venezia, che ha già attivato l'ordinanza che impone l'uso delle mascherine all'aperto nei mercati e fiere di Natale, anche Padova potrebbe adottare una misura simile, visto che proprio sabato inizieranno le iniziative natalizie. Fino al 31/12 sicuramente. Dopo vediamo l'evoluzione di giorno in giorno. Adesso sta aumentando purtroppo. Questa è una cosa che francamente non me l'aspettavo, però aumenta in maniera importante. Bisogna che ognuno di noi faccia il proprio. No, non bisogna stare vicini, bisogna mantenere la mascherina. Moltissime persone, a Paolo ieri c'era per il centro, ce l'hanno molte persone. Bisogna far sì che tutte ce l'abbiano e mantenere distanza e sicurezza. Ancora non si sa invece se il Comitato per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica possa decidere su ulteriori restrizioni per quanto riguarda invece le manifestazioni no Green Pass, pronte a tornare ancora in piazza proprio martedì sera. Allora, questo era un po' un esempio di quello a cui stanno pensando tantissime amministrazioni del Veneto. Onorevole, qual è la sua opinione? Mascherine obbligatorie comunque all'aperto in questo periodo? Io penso che sarà una valutazione che faranno anche i sindaci con le apposite ordinanze, però mi è capitato di vedere anche in questi giorni, anche all'aperto,
che non mancano situazioni di vicinanza e assembramenti, e quindi in questa fase sappiamo che il clima non aiuta. Credo che possa essere utile poter utilizzare la mascherina anche all'aperto come strumento di protezione. Del resto tutti sappiamo che hanno funzionato e tutti ci rendiamo conto che è un sacrificio che facciamo, del quale ci siamo un po' abituati, e che però conviene ancora fare questo sforzo per non pregiudicare la situazione sanitaria, per non pregiudicare la salute di ognuno di noi e per non pregiudicare la ripresa che c'è stata delle attività economiche e anche della socialità. Credo che dovremmo avere un punto fermo. Non è possibile che ci siano altre chiusure, altri lockdown, che sarebbero un colpo terribile. Per farlo bisogna adottare queste misure, tra cui anche quella della mascherina all'aperto se necessario. Ecco, dal punto di vista politico invece, le sembra che ci sia una convergenza delle varie forze di governo, ma anche che è l'opposizione in questo momento su questi temi, o siamo ancora un po' legati a logiche di partito, di bandiera? Ma io credo che sostanzialmente, soprattutto dal punto di vista dei rapporti istituzionali tra governo e regioni, ci sia un'intesa e ci sia una consapevolezza dei problemi che abbiamo di fronte, e che è finita la fase in cui si scaricava la colpa sul governo o si cercava di sottrarci dalle responsabilità che in ogni sede, anche regionale, ci sono. E credo che alcune forze politiche continuino talvolta a creare qualche elemento di sintonia anche con i Novax, o qualche elemento di contrarietà nei confronti del Green Pass. Questo credo sia fatto per ragioni elettorali, però penso che i cittadini abbiano capito che in questo momento viene prima la salute, accanto alla salute viene l'economia, e che per raggiungere questi obiettivi c'è bisogno di concordia anche tra le forze politiche, e siamo del resto in un governo di emergenza fatto da forze politiche diverse fra loro, che ha l'obiettivo però proprio di uscire dalla pandemia, di utilizzare al meglio le risorse che ci vengono dall'Europa, e oggi non ci si può sottrarre a questi obiettivi e non si può calpestare la ripresa di tutti, magari in nome di interessi particolari che rischiano poi di mettere in secondo piano quelli che sono gli interessi generali. Onorevole, allora intanto noi la ringraziamo per questo collegamento, sappiamo che ha degli impegni, quindi fra pochissimo la lasciamo andare. Vorremmo salutare i nostri telespettatori di questa fase della nostra informazione con un pensiero sul Natale. Che Natale sarà quest'anno? Penso che dovrà essere ancora un Natale in cui la vicinanza, speriamo questa volta anche fisica, possa garantire al nostro Paese di avere quel livello di coesione, di compattezza, di unità che serve per affrontare momenti come questi. Quindi spero che sia un Natale che tutti quanti possono vivere con i propri affetti, con le proprie famiglie, quella solidarietà con gli amici, e che sia però anche un Natale di riflessione, perché tutti dobbiamo sapere che dobbiamo essere ancora molto attenti, e tutti dobbiamo sapere che per riprendere non basterà accendere l'interruttore e ritrovare la luce, ci vorrà uno sforzo di cambiamento e di fiducia da parte di tutti, perché questa è una fase in cui dobbiamo tenere insieme la forza di reagire e la volontà anche di cambiare. Ecco, spero che possa essere un Natale ispirato a questi valori, e il Veneto ha dei valori molto forti, che sono quelli della laboriosità, dello spirito di servizio, del valore del volontariato, che sono una base molto importante per fare in modo che anche la nostra regione possa riprendere al meglio.
Allora, con questo augurio noi ringraziamo l'onorevole Andrea Martella per questo collegamento. La invitiamo naturalmente, se lei avrà qualche minuto da dedicarci nei prossimi giorni, quando saranno prese le decisioni su questo Natale, a tornare qui, magari o fisicamente o via Skype, per commentare un po' quelle che saranno state le scelte sull'immediato futuro. Intanto grazie, buona giornata, buon lavoro. Grazie molto volentieri, a presto. Noi torniamo in studio, ringraziamo ancora l'onorevole Andrea Martella, adesso noi facciamo una brevissima pausa pubblicitaria, voi state con noi, torniamo fra pochissimo, dobbiamo ancora vedere i dati dell'emergenza coronavirus, abbiamo tutti i collegamenti ancora con i nostri giornalisti, state con noi. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Allora, abbiamo parlato di questo Super Green Pass, poi magari lo vediamo un po' più nel dettaglio. Si tratta naturalmente di ipotesi che sono al vaglio proprio in queste ore e in questi giorni. Si arriverà sicuramente entro domani, probabilmente domani sera, un altro incontro fra lo Stato e le regioni, poi si arriverà a un CDM entro la settimana, un Consiglio dei Ministri con il varo di provvedimenti che si annunciano molto importanti per affrontare l'emergenza coronavirus da qui a Natale. Visto che parliamo di emergenza coronavirus, vediamo insieme i dati che ci arrivano dall'azienda Zero della Regione del Veneto. Sono arrivati questa mattina, sono quelli più freschi che ci sono e ci dicono che in Veneto ci sono 1632 nuove positività. È un numero in media con quelle del periodo. Quel che preoccupa in questo momento è che il numero dei casi attualmente positivi è salito a 22.652. Ricordiamo che solo pochi giorni fa eravamo sotto quota 10.000, eravamo attorno alle 9.000 unità, la curva inizia a essere molto molto ripida. Abbiamo sforato anche la soglia psicologica per lo più delle 500.000 persone positive in Veneto dall'inizio del Covid, sono 503.303, l'abbiamo superato ormai da un paio di giorni, però nessuno si aspettava, oppure molti non avrebbero mai voluto vedere sforata quella soglia. Andiamo a vedere gli altri dati che ci dicono che sono 468.733 le persone che si sono negativizzate, 11.918 purtroppo i morti a causa del Covid. Questo per quanto riguarda il contagio, i numeri del contagio. Vediamo invece come regge la sanità. Basta vedere la prima riga, il primo dato, che è quello di Padova, per vedere che la situazione non è proprio rosea, con 16 positivi in terapia intensiva solo a Padova. Scendiamo però per vedere il dato complessivo in Veneto, dove abbiamo 412 persone ricoverate in area non critica, di cui 365 ancora positive al Covid, 47 che si sono negativizzate, 77 le persone ricoverate in terapia intensiva, e qui cresce il numero, purtroppo cresce davvero, di cui 69 ancora positive, 8 che si sono negativizzate. Sono più di 400 quindi le persone positive ricoverate fra l'area non critica e la terapia intensiva in Veneto. Sono numeri che iniziano a dare un po' da pensare. Sono 24 in più. Naturalmente non sono in più, è un bilancio, perché ci sono state anche delle dimissioni, c'è un bilancio positivo di 24 unità in area non critica, un bilancio positivo di 6 unità in terapia intensiva. Purtroppo cresce anche il numero dei morti, perché ormai da qualche giorno c'è un'altalena drammatica in questo dato. Oggi siamo a 8, è uno dei peggiori dell'ultimo periodo. Questi i dati dell'emergenza Covid. Vediamo il rovescio della medaglia, l'altra parte, che è quella che ci dice come sta andando la campagna vaccinale. Salgono anche i numeri della campagna vaccinale, perché ieri sono state somministrate 18.414 dosi, di cui 1.378 prime dosi, 3.402 seconde dosi, ovvero cicli completati. Ormai il numero delle addizionali, booster, terza dose, chiamatela come volete, è sempre molto superiore alla sommatoria delle altre due. Siamo a 13.634. Il Veneto ha somministrato il 91,8% delle dosi a propria disposizione. Questo conferma che la macchina vaccinale corre a pieno ritmo. Vediamo
questi sono i dati in relazione alla popolazione totale, quindi sono un po' più bassi rispetto a quelli che andremo a vedere poi, perché il 76,7% ha avuto la prima dose, il 74,8% ha avuto il ciclo completo, poi c'è la somma di quelli che hanno la prima dose o prenotazione 76,8% e il 6% dei veneti, di tutti i residenti, ha avuto la terza dose, il booster. Però c'è da dire invece che per quanto concerne la copertura degli over 12, ovvero delle persone che possono essere vaccinate in questo momento, perché si parla sempre più spesso dell'abbassamento dell'età vaccinale per quanto riguarda il Covid, abbiamo l'85,1% dei veneti che hanno almeno una dose, con il 100% addirittura degli over 80, l'83% dei veneti ha il ciclo completo, con numeri altissimi soprattutto per quanto riguarda le fasce della popolazione più esposte, gli anziani. I 85,2% quelli che hanno o la prima dose o la prenotazione, ed è già il 6,6% che ha la dose addizionale o il booster. Vediamo ultimo grafico, ultima parte di questa tabella, come si sta muovendo. È salito a 103.000 per quanto concerne la settimana scorsa il numero delle inoculazioni. Vedete che l'onda qui, questa onda che era molto alta durante l'estate, poi è scesa, adesso sta risalendo. Vedremo come andrà questa settimana, però se tutti i giorni saranno 18-20.000 le inoculazioni effettuate, possiamo ben sperare per la fine di questa settimana di avere aumentato la percentuale delle persone coperte. Naturalmente ci sono le persone che non possono o non vogliono essere vaccinate, che vanno messe comunque nel conto, nelle percentuali per queste coperture. Adesso torniamo a vedere i servizi delle nostre redazioni, andiamo a Venezia, vediamo come sta andando con la terza dose nell'ULSS 3. Bisogna vaccinare con la dose booster tutta la popolazione eleggibile. Avendo allargato la platea agli over 40, noi dobbiamo rendere fruibile questo servizio a tutta la popolazione che ha compiuto i 40 anni e che si è vaccinata, che ha fatto la prima e la seconda dose e che ha superato i 6 mesi necessari per poter accedere alla dose di richiamo. L'ULSS 3 lancia un nuovo appello per la terza dose, che al momento ha visto un boom di prenotazioni, tanto che si sta pensando all'apertura di nuovi slot. Il nostro lavoro da qui in avanti sarà quello di garantire a tutti la possibilità di prenotarsi, andando a fare manutenzione sulle liste d'attesa, naturalmente sulle disponibilità che ci sono nei vari CVP, in modo tale da far trovare sempre qualcosa per chi ritiene opportuno vaccinarsi in quel momento. Massima disponibilità anche per chi deve effettuare la prima dose. In particolare i più giovani. Ricordo sempre che chi fa la scuola secondaria di primo grado, cioè tra i 12 e i 14 anni, abbiamo vaccinato circa il 50%, quindi lì c'è un certo numero di persone, di ragazzi che per i quali chiediamo che i genitori accompagnino per la vaccinazione. E poi abbiamo sulle fasce centrali tra i 30 e i 40 anni a stento arriviamo intorno all'80%, quindi c'è 1 su 5 che non si è ancora vaccinato. I dati dell'ULSS 3 rivelano che il 25% dei nuovi positivi al Covid ha meno di 18 anni e il tracciamento indica che, più che la scuola, sono in particolar modo le aggregazioni a causare la nascita di nuovi focolai. Noi spesso tendiamo a leggere le scuole come il momento topico, in realtà le scuole forse sono il momento più protetto in cui i ragazzi vivono, no? È che per arrivare alla scuola, per andare via dalla scuola, ci sono momenti di aggregazione importanti, non sempre disciplinabili. E poi i ragazzi hanno altri momenti intorno, che sono i momenti sportivi, ludici o comunque insomma di divertimento insieme, in cui si riaggregano. Noi adesso abbiamo raggiunto più o meno 170-200 casi al giorno, è un po' oscillante il dato. Di questi una quarantina, cinquantina, dipende un po' dalla proporzione della giornata, sono minori. Fra un po' vedremo anche la situazione nelle altre zone del Veneto. Arrivano notizie dall'ANSA nazionale, si parla di una crescita preoccupante dell'occupazione nei reparti per 8 regioni d'Italia, in 5 sale di occupazione intensive.
Il Friuli stabile in questo momento, ma oltre soglia. Allora, in 8 regioni e province autonome cresce la percentuale di posti in reparto occupati da pazienti Covid con sintomi, ovvero Calabria al 7%, Marche al 10%, Puglia al 4%, Piemonte al 5%, Toscana all'8%, Umbria al 7%, Sardegna al 6%, Bolzano al 9%. In altre 6 la percentuale di letti Covid nelle terapie intensive sale, Basilicata, Lombardia, Veneto, Basilicata al 2%, Lombardia all'11%, il Veneto al 6%, Piemonte idem al 6%, Sicilia 10%, Trento 10%. Queste sono le variazioni per quanto riguarda le terapie intensive. La situazione è stabile in Friuli, ma a livelli oltre soglia pari al 15% e 17%. Questi sono i dati del monitoraggio Agenas che confronta i dati del 22 novembre con quelli del giorno prima. Allora, i dati li abbiamo visti, non sono proprio rosei, però le prospettive sono comunque per il momento positive. Resta da capire che cosa succederà a livello nazionale con questo Super Green Pass ipotetico di cui si parla, con la possibilità del ritorno della mascherina obbligatoria all'aperto e molte altre cose che vediamo fra poco, perché adesso facciamo una brevissima pausa pubblicitaria. Voi state con noi, torniamo fra poco. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG. Siamo in diretta anche oggi in onda per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Abbiamo visto assieme i dati dell'emergenza coronavirus e quelli delle vaccinazioni. Andiamo a vedere la situazione non aggiornata ovviamente ad adesso, perché i dati sono arrivati poco fa, ma quello che riguarda la Marca trevigiana. Ci sono 200 classi coinvolte in casi di Covid. Vediamo. 198 classi in quarantena o monitoraggio, ci sono intere scuole, ammette il direttore generale Francesco Benazzi, a rischio chiusura. Ci stiamo ragionando, spiega. Intanto all'ex dogana per eseguire il tampone lunghe code, tanto che è stato necessario l'intervento della polizia locale. La colonna di macchine nel primo pomeriggio raggiungeva la Noalese. A bordo molti genitori con bambini e ragazzi di tutte le età. Siamo a livelli molto elevati effettivamente, forse legato anche al fatto che abbiamo 24 squadre, diciamo, tra calcio, rugby, pallavolo, che sono messi in quarantena perché avevano degli atleti positivi, e questo va a influire, perché sono minori, va a influire ovviamente anche sulla scuola. Sono gli ambienti extrascolastici, per Benazzi, trasporti compresi, a causare la propagazione del contagio. Fondamentale procedere con le terze dosi. Per i fragili la copertura è arrivata al 75%, ma va incentivata solo al 36% quella degli over 80, ma prenotare non è semplice. I primi posti liberi ad oggi sono a febbraio. La prossima settimana, già da sabato e domenica, riapriremo ulteriori. Oggi abbiamo circa 9.000 posti, 8.000 posti disponibili, apriremo altri 10-15.000 posti in modo tale da dare a tutti la possibilità di poter fare il vaccino nel tempo utile previsto dopo il 6° mese della seconda dose. 81 ricoverati, 138 i nuovi positivi nelle 24 ore, con il Covid che rallenta leggermente la sua corsa. Virus che al di là della fase acuta lascia dietro di sé conseguenze pesanti. La dirigente della pneumologia, Michela Romagnoli, parla dei molti pazienti trevigiani dimessi, ma seguiti ancora oggi a distanza di mesi. Stanchezza, difficoltà respiratorie, ma anche disturbi neurologici che si registrano nel 70% dei casi, come quelli di una collega di reparto, dice il primario, che ha avuto gravi difficoltà al suo rientro al lavoro. Disturbi della memoria, che sono forse i più frequenti, disturbi nella concentrazione, disturbi del sonno, per cui tutti sintomi che vanno ad impattare su quella che è la vita professionale anche, no, delle persone. Allora, abbiamo parlato finora anche di mascherine obbligatorie in luogo pubblico, e ci arriva proprio ora l'ordinanza firmata dal sindaco di Marostica. Marostica, insomma, è molto più piccola di Padova e luogo in cui si andrà sicuramente a passare qualche ora da qui in avanti. A decorrere da mezzanotte di sabato 27 novembre è fatto obbligo per l'intero arco delle 24 ore giornaliere in tutte le aree pedonalizzate del centro storico, delimitato dalle mura del comune di Marostica, di usare protezioni delle vie respiratorie anche all'aperto. Quindi sono esentati i bambini sotto i 6 anni, persone con disabilità, patologie certificate non compatibili con l'uso continuativo di protezioni. Si torna ufficialmente
finalmente alle mascherine obbligatorie all'aperto. Una cosa molto simile aveva fatto il municipio di Asiago, lo ricorderete, durante l'estate, a causa del grande afflusso di persone, di visitatori, turisti, amanti della montagna, persone che avevano magari voglia anche solo di farsi una passeggiata nel corso della cittadina asiaghese, è stata poi tolta quando il flusso turistico si è un po' calmato. Adesso però le grandi città stanno organizzando, grandi, anche le piccole, stanno organizzando i mercatini di Natale. I rischi sono che si vengano a creare assembramenti anche importanti, non solo nei fine settimana, perché abbiamo visto che ormai insomma la gente ama muoversi anche durante i giorni feriali. Il rischio è quello di creare situazioni potenzialmente pericolose. Marostica ha dato il via, certamente città più grandi, Padova l'ha annunciato, manca solo la firma praticamente, faranno lo stesso. Tutto questo si lega al fatto che c'è chi chiede a livello nazionale la reintroduzione dell'obbligo della mascherina all'aperto. Ovviamente lo Stato, il governo ci mette un po' di più rispetto a un sindaco a firmare una semplice ordinanza, quindi intanto i comuni si portano avanti. Poi se la mascherina tornerà obbligatoria assieme al Super Green Pass, assieme a tutte quelle altre scelte che vengono perorate in questo periodo, sicuramente è un segno di qualcosa che sta cambiando e che ci troveremo a dover fronteggiare da qui a Natale. Allora vediamo invece come sta andando a Bassano del Grappa. La nostra redazione ha preparato un servizio che ci spiega un po' che non va poi tutto bene per quanto concerne i tamponi. Aperto il nuovo punto tamponi con capacità di eseguirne 400 al giorno al centro di vaccinazione dell'ex Eurobricco, riservato agli studenti e al personale scolastico e volto alla verifica esclusiva dei casi di sospetto contagio in ambiente scolastico. Adesso facciamo 5 giorni e 7 giorni su 7, praticamente 5 ore o mattina o pomeriggi, alternandosi col centro vaccinale. Nel nuovo punto tamponi l'accesso avviene esclusivamente su prenotazione. L'appuntamento è fissato e comunicato ai diretti interessati dagli operatori del servizio igiene e sanità pubblica e ci si può presentare ai seguenti orari. Dalle 8 all'1. E il pomeriggio facciamo dalle 2 alle 19. Se la decisione di aprire un nuovo punto tamponi è stata presa per far fronte all'incremento delle richieste dovute all'aumento dei focolai all'interno delle scuole, il centro tamponi al San Bassiano continua per il secondo lunedì di seguito ad essere preso d'assalto con code infinite che portano ad assembramenti e lunghissimi tempi di attesa. I cittadini chiedono che vengano aperti altri centri tamponi affinché si possa dare la possibilità di recarsi in più aree del Bassanese e di conseguenza evitare possibili contagi mentre si attende il proprio turno in coda. E come possiamo vedere da queste immagini, anche nel tardo pomeriggio gli assembramenti e le code al centro tamponi del San Bassiano continuano. Ci sono bambini malati costretti ad aspettare in macchina il loro turno, che vengono inoltre rispediti a casa dopo ore di attesa e senza aver fatto il tampone. Perché allora il direttore generale dell'UL7 è più preoccupato a riorganizzare internamente l'ospedale trasformando gli infermieri in autisti di ambulanze invece di metterli a disposizione dei cittadini in periodi di emergenza come questo, dove i contagi crescono ogni giorno a dismisura in tutto il Veneto? Adesso vediamo un servizio della nostra redazione padovana che ci spiega che purtroppo bisogna essere sempre pronti, gli ospedali sono pronti alla nuova ondata. Il momento zero, il famoso 21 febbraio, subito ci fu una grande unione da parte degli operatori, una grande disponibilità, un grande gioco di squadra e la società sosteneva gli operatori, quindi c'era veramente una partecipazione incredibile.
a fronte di una pandemia che in realtà aveva un'onda che era molto più piccola rispetto a quello che poi è stata invece la seconda ondata e poi anche la terza. Ha vissuto tutto in diretta Patrizia Benini, ma dalla stanza dei bottoni, dove ogni decisione poteva costare delle vite. Era direttore sanitario dell'ULSS 6 Euganea il 21 febbraio 2020, quando venne chiuso l'ospedale di Schiavonia, l'inizio della guerra contro un nemico sconosciuto che i sanitari hanno combattuto in prima linea. Ma se all'inizio il fronte della società civile si è rivelato compatto, le crepe si sono fatte più evidenti di ondata in ondata. Qui c'è quasi uno scontro, cosa che invece all'inizio erano tutti uniti sul bisogna stare a casa, mi raccomando la mascherina, il distanziamento. Questo ovviamente sta provando molto gli operatori della sanità, perché nel tempo ci sono state continue riorganizzazioni per essere sempre sul pezzo nel momento in cui tu sapevi che stava arrivando il picco. Questo vale per Natale del 2020, per prima di Pasqua del 2021, e quindi sono stati momenti veramente molto difficili da gestire, però oggi forse lo è ancora di più. La quarta ondata è qui, le armi per combattere sono quelle che ci indica la scienza, ripetono i sanitari, vaccini e mascherine, ma il fronte è ancora più frastagliato e chi è ancora una volta in prima linea soffre. Adesso la gente non crede più che si sta facendo il massimo, che si sta dando il massimo, che si sta organizzando. È un problema proprio, secondo me, anche di comunicazione da parte un po' di tutti, e quindi far capire che in realtà dentro gli ospedali ancora si sta ricominciando a correre per riorganizzare, e questo purtroppo le due ondate precedenti hanno tracciato un programma di riaperture, di richiusure che potrà solo che essere perfezionato, ma insomma sicuramente è utile. Questo è un problema proprio di far capire, però a volte chi non vuol capire non capisce. Torniamo adesso a parlare della possibilità di emanare ordinanze legate all'obbligatorietà dell'utilizzo delle mascherine nei centri storici, soprattutto in concomitanza con l'arrivo dei mercatini di Natale. Qualcuno, sapendo che le prospettive non erano rosee per dicembre, magari ha anticipato un po' i tempi, qualcuno ha già aperto manifestazioni, qualcun altro ne sta per varare di importanti, l'esempio di Padova ma anche di Vicenza. E anche a Vicenza il sindaco pare sia quasi convinto, almeno stia pensando a un'ordinanza in questo senso. Stiamo aspettando che la conferenza Stato-Regioni decida in merito alle mascherine. Qualora non intervenisse il governo, lo faremo noi con ordinanza ad hoc dei sindaci con i quali stiamo interloquendo. Verona e Venezia sono partiti perché sono partiti prima i mercatini e quindi hanno dovuto decidere per tempo. Sembra questione di pochi giorni perché l'obbligo di utilizzo della mascherina all'aperto sia reintrodotto a Vicenza. Pronto a firmare un'ordinanza ad hoc nel caso non sia la conferenza Stato-Regioni a prevederla per tutte le città. Ordinanza in vista dell'apertura dei mercatini natalizi che a Vicenza sarà il 4 dicembre. La strategia Salva Natale dell'amministrazione prevede la diffusione in centro storico delle casette proprio per evitare assembramenti in un'unica piazza, quindi mercatino diffuso in piazza San Lorenzo, Corso Fogazzaro, esteso anche in Contrada Cesare Battisti e Corso Palladio, mentre a Campomarzo, oltre alla pista di pattinaggio, ci saranno le due fiere, quella natalizia e quella dell'Epifania. Scelta con duplice valenza: giocare d'anticipo alla luce della crescita dei contagi e dare respiro a cittadini e attività che beneficiano del movimento che anticipa le festività. L'obiettivo è quello di gratificare più di una zona distribuendo le presenze, ma in linea con i parametri di sicurezza sanitaria anti-assembramento. A preoccupare il primo cittadino la crescita dei contagi, per cui si rende necessario l'uso della mascherina anche all'aperto. Credo che l'unica soluzione sia la mascherina in centro, altrimenti dovremmo essere costretti a limitare anche le iniziative natalizie. Siccome stiamo cercando di mantenere per quanto possibile uno stato di normalità in una situazione comunque pandemica che sta riprendendo forza anche dal punto di vista dei contagi, dobbiamo fare in modo comunque di tutelare in via prioritaria la salute pubblica dei cittadini attraverso l'utilizzo anche della mascherina e il distanziamento laddove possibile.
Ma è chiaro che di questo tema parleremo molto da qui in avanti, non resta che aspettare l'arrivo di altre ordinanze da parte dei sindaci o comunque di capire che cosa si deciderà a livello statale, a livello governativo proprio nei prossimi giorni. Sappiamo che c'è un Consiglio dei Ministri in programma entro la fine di questa settimana che dovrà varare proprio questi provvedimenti. Ne parliamo al nostro Focus TG, ne parliamo fino alle 13:30, ma naturalmente ora facciamo una brevissima pausa, state con noi, torniamo fra pochissimo. Buongiorno, bentornati al nostro Focus TG, siamo in diretta anche oggi in onda fino alle 13:30 per informarvi di quello che sta succedendo in Veneto. Stiamo vedendo quali sono le novità sul Covid fra Green Pass e altre situazioni. Andiamo a vedere le polemiche sul Green Pass obbligatorio sui bus, come chiedono alcuni. Se io devo controllare tutti i ragazzi o tutte le persone che salgono a bordo di mezzi col Green Pass, saltano tutti i tempi di percorrenza. Sull'autobus solo con il Green Pass, l'ipotesi, balenata in queste ore ma destinata con tutta probabilità a finire nel cassetto, fa sobbalzare il presidente di MOM, Giacomo Colladon. Le aziende di trasporto hanno dovuto ritoccare la capienza dei mezzi, affrontare il nodo del Green Pass obbligatorio dei conducenti. Estendere questa imposizione ai viaggiatori, dice, sarebbe impensabile. C'è il problema di come effettuare il controllo. Io credo che se il controllo viene fatto a campione una soluzione si possa trovare, ma se non viene fatto a campione e tutti quelli che salgono a bordo di mezzi pubblici devono avere il Green Pass, sarà un problema forse irrisolvibile. Poi penso che non tutti i ragazzi sono vaccinati e quindi anche questo, come vanno a scuola? Non vanno più a scuola, quindi c'è un problema oggettivo generale da affrontare e da risolvere. Aspetti che rendono inattuabile, ribadisce Colladon, l'applicazione di una misura di questo genere in un settore che si sente additato ingiustamente di contribuire a diffondere il virus. Il trasporto pubblico non può essere solo il problema di questa pandemia, ci sono altre situazioni in altri posti dove ho visto per esempio gli stadi stracolmi al 50%, anche se al 50% sono 50.000 persone. Le discoteche, quindi i problemi sono generali, non solo sul trasporto pubblico. Solo dopo 2 mesi dall'inizio della scuola, tra l'altro, MOM ha superato i problemi legati all'obbligatorietà del Green Pass per gli autisti. Da una settimana tutte le corse sono garantite, quindi non abbiamo più determinati dei servizi, abbiamo garantito ancora la domenica, quindi in questo momento la situazione è abbastanza normale. Abbiamo messo la guida a tutti, abbiamo messo la guida ai meccanici, gli addetti al piazzale, gli impiegati, i verificatori, abbiamo messo tutto e con questo siamo riusciti a far sì che tutte le corse programmate siano garantite. Dalla Marca trevigiana passiamo a Vicenza per vedere il boom di prenotazioni che sono arrivate per la terza dose. 36.000 prenotazioni per le terze dosi in soli 3 giorni. La campagna per la somministrazione della dose booster registra nell'ULSS Otto Berica una significativa accelerazione, con i cittadini che hanno colto l'opportunità dei quasi 100.000 posti in agenda disponibili fino a febbraio. Il tutto a fronte di un significativo aumento dei casi di positività e dei ricoveri registrati nell'ultimo periodo, che vedono ad oggi 44 pazienti ricoverati in vari reparti e un decesso. Ad oggi il reparto che abbiamo attivato sono 20 posti letto di medicina, è saturo per 18 posti letto, quindi è chiaro che nella nostra programmazione immediata c'è l'attivazione di un altro reparto con analoghe caratteristiche. I 4 pazienti in terapia intensiva non sono vaccinati e la loro età media è al di sotto dei 70 anni. Stando ai dati, il rischio ricovero dei non vaccinati è di 9 volte superiore rispetto ai vaccinati. I nostri pazienti non vaccinati hanno un'età media poco superiore ai 60 anni, stanno male, sono in rianimazione nelle terapie intensive e nei reparti di subintensiva come le malattie infettive e la pneumologia. I vaccinati stanno male anche loro, però con una situazione clinica totalmente diversa e soprattutto hanno un'età media superiore agli 80 anni. E peraltro vorrei sottolineare che gli ottantenni anche nella dose booster sono stati quelli
più rapidi a rispondere. Basti pensare che la copertura per gli over 80 a cui è stata somministrata la dose booster è arrivata al 39,2% e nel frattempo è stata anche completata la campagna di richiamo negli ospiti delle strutture residenziali per anziani. Anche la somministrazione delle prime dosi ha ripreso vigore. Nell'ultima settimana abbiamo sempre fatto circa 100 prime dosi al giorno, raggiungendo tra sabato e domenica 400 prime dosi. Restiamo a Vicenza perché c'è il nostro Daniele Garbin che ci aspetta dal centro storico per aggiornarci di tutte le ultime novità dall'area iberica. Buongiorno Daniele. Buongiorno Ferdinando, buongiorno a tutti i telespettatori. Sì, infatti proprio in questi momenti, non so se Ferdinando non ci siamo sentiti, stavamo cercando di raccogliere più notizie per quanto riguarda il fatto di cronaca di Sovizzo, di questo quarantenne che è stato bloccato dai carabinieri della compagnia di Valdagno dopo aver minacciato la moglie con la pistola e 2 figli. Ecco, i particolari ancora sono abbastanza poco numerosi, però la questione è questa, cioè il fatto che la moglie sarebbe riuscita proprio in questa giornata, tra l'altro contro la violenza alle donne, a evitare c'è un protocollo, una dinamica purtroppo sempre più diffusa e questa volta fortunatamente non è andata come è successo in altre occasioni. Daniele, mentre tu parli noi stiamo facendo vedere ai nostri telespettatori la pistola. Questa è l'arma che è stata utilizzata e detenuta in casa insieme con 2 mazze da baseball che l'uomo teneva in casa, perché poi i carabinieri sono anche intervenuti perquisendo, e l'uomo è stato bloccato dalla stessa donna che è riuscita a scappare tenendolo in casa. Ecco, questo ha permesso ai carabinieri di intervenire e poi anche di fare queste verifiche, sequestrare l'arma e queste mazze da baseball. Questa è la cosa inquietante avvenuta da poco. Cercheremo di capire anche un po' di più nel corso della giornata. Questo intanto è stringata la notizia. Ero stato in questura perché era stata anche annunciata una clamorosa azione contro la prostituzione, era tanto che non si assisteva a un episodio, a questa indagine con questo esito: 15 persone arrestate, tra cui anche 3 italiani e molti altri stranieri. Era la prostituzione che soprattutto era diffusa durante il Covid, è partita da quei fenomeni proprio durante le chiusure, quando inspiegabilmente alcune persone potevano stare all'aperto, tra quelle prostitute e i clienti che venivano pizzicati dalla polizia, e da lì era nata anche cercando di capire come funzionasse questa rete che portava addirittura con degli autisti a domicilio le prostitute. Ecco, gli italiani poi che sono stati arrestati avevano anche questa funzione, alcuni di questi. 15 persone e soprattutto le ragazze erano sfruttate veramente in maniera molto violenta e intensiva, con rapporti e contattate con portali online. Ecco, anche in questo caso un'azione che ha cercato di documentare poi le responsabilità. Ecco, era presente anche il questore e che ha voluto proprio precisare questo, che interessava poco la parte dell'arresto quanto in realtà riuscire ad acquisire tutta una serie di prove che permettessero poi all'autorità giudiziaria di avere elementi per veramente fermare questi uomini. Ecco, la soddisfazione proprio come dirigente della squadra mobile di essere riuscito a fare questo. Poi l'indagine prosegue perché alcune persone non sono ancora state fermate, ecco, per cui c'è anche un seguito. Daniele, su questo argomento è appena arrivata in redazione una nota del governatore Luca Zaia che dice: in vista del 25 novembre la mobile di Vicenza ci ha fatto un bel regalo con questa operazione contro lo sfruttamento della prostituzione, che oggi assume anche un valore simbolico. Sfruttare queste ragazze ignare del destino che le attende, dice Zaia, è ripugnante non meno delle aggressioni, delle violenze sulle donne, cui purtroppo si assiste con grande frequenza. Questa è violenza pura aggravata dalla premeditazione, quindi anche la politica si interessa alla cronaca. Invece riguardo la notizia che ci hai dato prima, il tema è sempre quello: dobbiamo proteggere le donne che dicono che trovano la forza di dire basta alla violenza. Lo dice la Gelmini, il ministro per gli affari regionali, ricordando che l'attuale
nazionale sistema incentrato sulle case rifugio e sui centri antiviolenza è importante. Il codice rosso è sempre più decisivo. La Gelmini dice: è arrivato però il momento di fare un passo in avanti e di prevedere a favore della vittima nuove misure di protezione e un supporto economico, sociale, lavorativo. Non c'è più tempo da perdere. Quindi si collega perfettamente con quello che è avvenuto questa mattina, che poi vedremo approfondito nel TG Vicenza di questa sera. Sono temi davvero molto importanti, si preannuncia un telegiornale veramente importante questa sera. Daniele, avete anche notizie per quanto riguarda il Covid? In questo momento no, in questo momento tra quelle che ho raccolto io non ci sono particolari novità. Ecco, semmai ho seguito io personalmente invece un'iniziativa sempre sul filone che stavi raccontando, Ferdinando, di una bella iniziativa in una scuola, la scuola Barolini, una scuola di Vicenza, con il provveditore, rappresentanti delle forze dell'ordine e l'assessore all'istruzione Tolio, proprio perché hanno realizzato una panchina rossa coinvolgendo i ragazzi a cui è posizionata in giardino, proprio contro, come un gesto simbolico, la protesta proprio contro ogni tipo di violenza. Davanti a questa panchina i ragazzi passeranno tutti i giorni e la volontà è quella di mandare questo messaggio di rispetto e di condanna verso ogni forma di violenza. È proprio un simbolo, però ecco, sempre ritorno a questo argomento purtroppo oggi. Nel bene e nel male ha contraddistinto la giornata. Speriamo di doverne parlare solo come magari un lontano ricordo, un successo per una società che vuole essere civile. Allora Daniele, detto questo, se ci sono altre novità non esitare a contattarci da qui all'1:30, altrimenti buon lavoro, buona giornata e diamo appuntamento ai nostri telespettatori al TG Vicenza di questa sera. Grazie, arrivederci Ferdinando e ai telespettatori. Torniamo in studio, rimaniamo a Vicenza perché c'è il tema della riduzione dei plateatici e bar e ristoranti. Ne abbiamo parlato con l'assessore Giovine. Non si deve parlare né di riduzioni né di smantellamenti, nel senso che già i plateatici che oggi vedete hanno avuto l'avallo della commissione comunale, quelli maggiormente innovativi che andavano a impattare maggiormente sul patrimonio artistico e architettonico del nostro centro storico, comunque hanno visto un passaggio preliminare con la sovrintendenza, quindi possiamo garantire che da quando si è insediata questa amministrazione i plateatici che abbiamo autorizzato certamente potranno continuare. L'assessore competente intende dunque spegnere sul nascere le polemiche per quanto riguarda i plateatici dei locali in centro. Nei giorni scorsi erano trapelati indiscrezioni sull'intenzione della soprintendenza di revocare o ridimensionare molte delle strutture e degli spazi all'aperto concessi a bar e ristoranti. Questo aveva allarmato non poco gli esercenti. I titolari avranno fatto degli investimenti. Se gliel'hanno concesso io non so, se adesso questi vogliono tirar via tutto, cioè non è una bella cosa, magari limitare, però hanno fatto degli investimenti, è una perdita per loro insomma. Sono state spese enormi per tanti, cioè l'ampliamento non è che è costato poco, tanti hanno fatto i soppalchi, messo vetri per proteggerci dal freddo, perché stiamo ancora seduti fuori, perché tante persone hanno paura di venire dentro e adesso dobbiamo togliere tutto, cioè non è giusto secondo me, ma non è giusto, intanto le aziende hanno investito, la città è diventata più bella. I plateatici non vanno a rovinare la cultura, ma anzi la arricchiscono, perché il turista che viene a Vicenza trova tavolini da sedersi, tutti in ordine, decorati anche, perché anche i tavolini, i plateatici sono cultura oltre ai palazzi, cioè l'abbiamo solo che arricchita Vicenza. Il dialogo con la sovrintendenza è costante e costruttivo, mi sono sentito col sovrintendente proprio la prossima settimana, abbiamo condiviso anche la possibilità di definire un protocollo d'intesa per cristallizzare le regole che già noi stiamo applicando e che abbiamo sempre applicato anche durante la fase emergenziale, quindi abbiamo cercato di trasmettere in questi giorni tanta serenità ai titolari di bar e ristoranti che hanno investito tantissimo in queste strutture che ci stanno assicurando veramente una importante rivitalizzazione sia del centro storico che dei quartieri. Chiudiamo la pagina corposa, purtroppo dedicata al Covid, andiamo a parlare di economia. Pare che la sfida dell'export veneto sia più importante che mai al momento.
In settori in perenne divenire come l'economia e il commercio, l'esportazione e anche l'arte del sapersi rinnovare in un panorama complesso, promosso dalle Camere di Commercio Venete, Sidex e il progetto di accompagnamento all'estero delle imprese per l'apertura di nuovi mercati. Rispondere alle esigenze rappresentate dalle imprese che ci chiedono come affrontare il dopo Covid nei mercati stranieri, quali mercati affrontare, come affrontarli, ed è questa la risposta che stiamo cercando di dare. Il percorso si sta sviluppando in 7 tappe con incontri in tutti i capoluoghi di provincia della regione, ognuno dedicato ad un paese diverso, da Singapore all'Iran, dagli Stati Uniti alla Germania. In Veneto la ripresa di questi mesi è dovuta anche e soprattutto al rilancio dell'export, ma si può fare anche di più. Più o meno 27-28 mila imprese hanno avuto sporadici rapporti con l'estero. Ecco, alla domanda quindi possiamo fare ancora qualcosa? Assolutamente sì. Noi siamo su oltre 60 miliardi di euro di fatturato, ma se a questo fatturato aggiungessimo queste 27 mila imprese potenziali, direi che abbiamo ancora ampi margini di crescita. Anche chi è radicato in un mercato estero non deve mai darlo per scontato. L'attività di consolidamento rimane basilare e bisogna darsi dei precisi obiettivi di medio e lungo termine. Un errore che mi viene in mente è fare un passo alla volta senza avere il disegno finale. Un altro errore è usare la cultura nostra italiana, la cultura mentale, di tradizione, ma anche di business, e credere che anche in altri paesi sia la stessa cosa. Nella tappa veneziana si è parlato di Russia, un paese che pur in un quadro pandemico preoccupante offre buone prospettive dal punto di vista economico e commerciale e in cui il Veneto può dire la sua in diversi settori merceologici. Certamente la meccanica rappresenta il primo settore di punta nel quale si possono raccogliere delle prospettive di grande interesse. Quindi il sistema casa, il sistema moda, l'agroalimentare, la chimica farmaceutica e l'automotive. Cambiamo ancora argomento, andiamo alla cronaca, perché si parla di violenza di genere fino al 3 dicembre Vicenza, e questa è cronaca, visto anche quello che è successo nella nottata, dove è stato arrestato un uomo che aveva minacciato la moglie con una pistola. E, insomma, si torna al tema della sensibilizzazione in occasione della giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. L'avanzata dei contagi frena la marcia silenziosa, quella che ogni anno si svolge tra le vie del centro per la giornata contro la violenza di genere il 25 novembre. Quest'anno non ci sarà proprio per le regole anti-assembramento. Il pensiero principale è stato quello di evitare il diffondersi dei contagi e di questi giorni l'aumento esponenziale dei contagi, e con molto rammarico abbiamo deciso di non farla anche in ottemperanza a quelle che sono le disposizioni del Comitato Ordine e Sicurezza, che proprio per evitare il diffondersi maggiore dei contagi ha chiesto che non vengano fatti, ha disposto che non vengano fatti sit-in e cortei. Un ricco calendario di iniziative ci sarà comunque, con il 5° appuntamento del ciclo di incontri Siamo Storie, Donne, Isole, Frontiere, lo spettacolo La Vespa che andrà in scena al ridotto del Teatro Comunale e incontri con avvocati e psicologi. Ma l'importanza del tema, la violenza sulle donne, che ha raggiunto numeri sempre più preoccupanti anche nel territorio comunale, viene affrontato con la prevenzione nelle scuole di secondo grado della provincia attraverso il progetto educativo in collaborazione con l'ULSOT. A livello comunale sono raddoppiate le richieste di accesso al centro antiviolenza. Questo ogni 6 mesi monitoriamo e appunto sono duplicate le donne che si rivolgono al centro antiviolenza per avere un aiuto. Adesso andiamo a vedere un processo penale davvero molto particolare. Avvocati, pubblici ministeri, ognuno di loro un ruolo da interpretare per simulare i vari attori del processo penale. Buona parte di noi non sa bene come funziona un processo, e quindi avere una persona così importante qua con noi oggi sarà sicuramente fondamentale per la nostra crescita a livello scolastico e extrascolastico, ed è sicuramente molto formativo. Che ruolo farai? Dovrei fare il pubblico ministero. Ragazzi dell'Istituto Fusinieri di Vicenza che si mettono alla prova guidati da un ospite d'eccellenza, il presidente del tribunale.
Saranno i ragazzi a gestire un processo penale e sarà esattamente la replica di quello che avviene all'interno di un tribunale. Ci saranno dei giudici, ci saranno gli avvocati, ci saranno i pubblici ministeri, e gli imputati e i testimoni. Sicuramente è un'esperienza un po' diversa dal solito, visto che comunque la nostra è una scuola incentrata sull'economia. Quindi con questa attività usciamo un po' dalla nostra zona di comfort e speriamo comunque di imparare qualcosa e sì, di portarci a casa qualcosa che ci serve anche nella vita alla fine. Da grande purtroppo l'avvocato bisogna studiare tanto, penso che andrò a lavorare sicuramente in un'azienda. Futuri avvocati oppure no, l'esperienza di oggi rientra in un progetto didattico. È importantissimo per loro poter vivere questa esperienza perché, tra le altre cose, è strettamente connessa anche al curriculum di educazione civica che è stato introdotto oramai come obbligatorio e permette loro di fare un'esperienza irripetibile. Il progetto nasce nell'ambito della materia di educazione civica, sono ragazzi di quinta, 2 quinte, una quinta FM, una quinta indirizzo SIA, e l'idea originaria era quella che i ragazzi andassero in tribunale, appunto con la collaborazione del dottor Rizzo, che è il presidente del tribunale, e simulassero un processo penale. Ma il Covid non lo ha permesso, così il tribunale è entrato a scuola. Ora andiamo a vedere le polemiche roventi sul parcheggio della Prandina di Padova. La tariffa stabilita a 1,40 ha spaventato tutti ed il parcheggio è semideserto. Prandina semideserta ormai da una settimana, da quando l'area di proprietà del comune, dopo la permuta con il demanio, ha istituito la tariffa per il parcheggio. Nei piani dell'amministrazione si tratta di un test per verificare l'effettiva domanda di posti auto, ma per la consigliera d'opposizione Wanda Pellizzari è solo un modo di scoraggiare chi vuole venire in centro per fare acquisti. La consigliera, che si fa portavoce dei commercianti del centro, ha più volte fotografato il parcheggio deserto questa settimana e, temendo che questo possa incidere sul commercio e il Natale alle porte, ha deciso di presentare una mozione in Consiglio Comunale per chiedere di rivedere la tariffa. Ho chiesto che venga fatto, come fanno ovunque, in tutti i parcheggi, una tariffa forfettaria, intanto per chi è agevolata, per chi si ferma anche più di un'ora, uno spazio ritenuto congruo per chi lavora in centro storico, quindi con un abbonamento, e poi la tariffa appunto non 1,40 € per chi viene a comprare, altrimenti veramente lo scopo per cui è nata quella per cui abbiamo lottato tanto tempo è proprio per avere lo spazio anche soprattutto per chi viene ad acquistare. Non viene più nessuno, chiaramente. Pellizzari, l'associazione commercianti del centro, chiede da tempo che la Prandina si realizzino almeno 1000 posti auto. Noi abbiamo fatto il conto che ci dovrebbero stare abbondantemente, noi abbiamo chiesto dagli 800 ai 1000 posti auto proprio per poter accontentare tutti. Allora gli utilizzatori assolutamente i clienti che dovevano venire a 1,40 € non vengono più. Abbiamo visto che chiaramente loro preferiscono andare nei centri commerciali dove chiaramente il parcheggio è sempre assicurato e anche è gratis, quindi come possiamo noi competere con un parcheggio così? Sul fronte opposto invece c'è Legambiente, che ritiene che vedere la Prandina deserta dopo l'introduzione della tariffa oraria sia la conferma che quell'area non può essere adibita esclusivamente a parcheggio e che in centro a Padova l'offerta dei posti auto superi la domanda. Chiudiamo con una notizia che riguarda Venezia, la laguna, ma non solo, anche l'Adriatico, perché è in funzione o sta per arrivare comunque la prima idroambulanza. Venezia è la prima città portuale ad avere un'idroambulanza ad altura costiera per portare soccorso anche in mare aperto. A volerla fortemente il capitano Nicola Falconi, armatore dell'imbarcazione con l'associazione Cavalieri Italiani Sovrano Militare Ordine di Malta. Così viene prestato supporto alla Guardia Costiera, che ha giurisdizione, competenze e potere decisionale sulla sicurezza in mare. Mancava qui nel nord Adriatico un mezzo idoneo, un mezzo navale idoneo, andare in mare già con il suo personale sanitario d'istituto e pronto a intervenire sotto l'egida della Capitaneria di Porto. L'imbarcazione, attrezzata anche con l'ossigeno, è lunga 13 metri e staziona tra base di Malamocco e Cavallino Treporti, per tutto il nostro litorale.
È un investimento all'incirca di €1 milione perché è un'imbarcazione veloce con 2 motori da 550 cavalli l'uno, quindi una potenza di 1100 cavalli, una serie di attrezzature sofisticate. Abbiamo iniziato già a essere inseriti nelle esercitazioni SAR, Safe and Rescue, coordinate dalla Capitaneria, un'idroambulanza costiera così come viene tecnicamente definita, che quindi può operare in mare in tutta tranquillità almeno fino alle 12 miglia dalla costa. È stata equipaggiata di quelle dotazioni sanitarie che vanno dai defibrillatori, un grosso supporto di ossigeno anche per prestare la somministrazione di ossigeno per lungo tempo e quant'altro. Voi vedete un'unità mobile di rianimazione a terra, che però ovviamente poi portarlo in mare comporta tutta una serie di adattamenti particolari. Questo era l'ultimo servizio del nostro Focus TG. Vi ringraziamo Renzo Rigon per la regia, ringraziamo tutti i colleghi che ci hanno permesso assieme ai tecnici di portare a casa vostra le notizie dal Veneto durante la nostra informazione. Ringraziamo voi per essere stati con noi fin qui. Vi diamo appuntamento a TG Bassano, TG Vicenza di questa sera, tutti i telegiornali delle nostre emittenti per sapere poi cosa succederà oggi in Veneto e vi auguriamo un buon pomeriggio.